anno esatto dall'uscita di questo vostro album che abbiamo detto si chiama Uno. Abbiamo anche accennato al fatto che martedì prossimo festeggerete un compleanno particolare perché vi siete attrezzati con una diretta streaming, diciamo, da quello che è il vostro quartier generale, se non ho capito male. Sì, faremo una diretta dalla nostra sala prove, una cosa Vabbè. molto semplice, però per festeggiare appunto l'uscita del nostro disco suoneremo tutto il disco per intero. Adesso Vittorio, tu dici una cosa molto semplice, però pensa quando avevi, che ne so, 14-15 anni, magari ce l'avevi già la sala prove o la anelavi, diciamo, come tanti ragazzini. Com'è questa cosa della sala prove, diciamo, la terra promessa proprio su di Newlander? Sì, noi abbiamo sempre amato fare questo lavoro qua, insomma, in realtà suoniamo assieme da 15 anni quasi, però abbiamo iniziato a fare le cose seriamente da qualche anno a questa parte, Sì. diciamo anche il luogo in cui ci sentiamo proprio a casa nostra. È chiaro, che immagino. Allora, quindi per venirvi a vedere a casa vostra martedì prossimo basterà fare un click dove però? Sulla pagina di Facebook nostra, La vostra pagina? facebook.com/The Newlanders. Oh, adesso dovremmo essere anche diciamo in diretta streaming. Ricordiamo che il salotto andrà anche poi su Radio Flash, su Radio Città Futura a Roma, che ci sarà la possibilità quindi poi anche di ascoltare, diciamo, la versione integrale sulla pagina di Corto Corto, se volete risentire tutto quanto. Ma visto che appunto poi insomma martedì eventualmente ci sarà anche questo approfondimento del vostro disco dal vivo, adesso questo album con che altro brano ce lo svelate, diciamo, qual è la prossima tappa? La prossima canzone si chiama Love Story ed è il singolo Ed era che, un singolo questo. sì, che abbiamo pubblicato, l'unico singolo che abbiamo pubblicato dal disco, e parla di una storia d'amore un po' all'inverso, nel senso che inizia bene ma finisce male. Vabbè, è una storia d'amore abbastanza normale, diciamo. Sì, ahimè. forse sì, Una forse sì. storia d'amore abbastanza normale. E infatti si chiama Love Story, signore e signori, The Newlanders. She needed a hand to be loved. He needed a help to be healed. They truly try the pain like only real love can be. Hey, how about we buy a car? So let's do it. Why don't we buy a place we can go home? We need more space, so let's do it. This is the place I've built for you. Why don't you love me anymore? Oh, hey. Suddenly gloom overcame everything. No more communication here. Destroying ourselves every day. I can't see my face, so let's do it. Why don't we buy a place we can go home? We need more space, so let's do it. This is a place I'll build for you. Why don't you love me
So why don't we get our joys before we go to bed? I won't spend my days alone until I reach the end. So why don't we get our joys before we go to bed? Why don't we buy a place we can call home? We need more space, so let's do it. This is a place I've built for you. Why don't you love me anymore? The Grazie. New Landers qui al salotto, diciamo stiamo facendo una prefesta di compleanno perché tra la prossima settimana abbiamo accennato al fatto che sarà appunto un anno dalla pubblicazione di questo album che si intitola appunto Uno. Abbiamo detto sarà anche un po' un concerto come essere un po' a casa vostra perché che lo farete dalla vostra sala prove, ecco, però io mi chiedo quale sarebbe invece un posto dove vi piacerebbe suonare che non siete ancora diciamo andati, che insomma mi piacerebbe invece solcare come palco, per capire. Wembley ti piacerebbe una Dicono cosa? Wembley, ma forse un po' troppo. Forse un Ci po'. vuole qualcosa di mezzo. per Una favore. via di mezzo prima di Wembley, un mezzo. palasport, Non lo una so, cosa. Hiroshima magari. non Di so. Hiroshima, Ci certo. serve anche Quindi la sì. dimensione del club, diciamo, di quella dove c'è Sì, ancora un clubone. un clubone con tutta poi i camerini che ne conseguono e tutte le storie che vengono dietro, diciamo, nella storia del rock. Allora, senti, la prossima canzone invece è una cover, no? È sempre tratta da questa. No, è una cover. No, No, niente cover, niente cover. niente cover, no cover. È È sempre- un brano che aspetta che mi devo scordare perché, perché questa insomma, è una... diciamo è un brano che suoniamo in un modo un po' più pesante solitamente perché è un'accordatura abbastanza bassa, si chiama Pain is Painless e, è un brano abbastanza no sense dal quale ho preso ispirazione da un verso di Kendrick Lamar, che è un rapper americano, e quindi è un concetto che il dolore Lamar. in realtà è senza dolore, una cosa un po' strana. Certo, il dolore senza dolore è una cosa quasi, diciamo, come dire, quantistica. Sì, Diciamo, esattamente. il top della relatività. Va bene, allora io se non ricordo male il titolo dovrebbe essere Pain is Painless. Signori e signori, loro sono The New Landers. I can see it through your disguise. As long as those big eyes are gonna crash into my life. Women nothing, women all the things they've done. Diamond in a black hole, or flying against the sun. Pain is painless, just in the way we are. It's a sinking, and I'm drowning in my shit. Trying to take a rest, no sleeping anymore. 2 days ago I saw a sign on the wall. Women nothing, women all the things we've done. Diamond in a black hole, or flying
sinking and I'm drowning in my shit. Trying to take a rest, no sleeping anymore. 2 days ago I saw a sign on the wall. Pain is painless. Pain is painless. Pain is painless in the way we are. Pain is painless. Pain is painless. Pain is painless. Just